Siamo riusciti finalmente con un ritardo di 2 anni a realizzare questa edizione giovanile del Valdobbiadene Jazz Young School e ieri c'è stata un'ottima qualità, ieri sono intervenute associazioni di Valdobbiadene, oggi invece sarà la volta di una serie di istituti di indirizzo musicale di tutta la provincia di Treviso. Abbiamo avuto un'ottima risposta, oggi ci saranno circa un'ottantina di ragazzi che si alterneranno nel palco e siamo veramente soddisfatti e questo ci fa sperare che sia la prima edizione di un appuntamento che diventerà annuale. Ci sono stati degli ospiti speciali, è stato un momento emozionante, c'è stato l'intervento di 2 ospiti ucraini che sono qui al Lab di Valdobbiadene presso l'ex Guicciardini e che hanno condiviso con noi un paio di brani della musica tradizionale ucraina. È stato veramente un momento forte, di forte empatia e di condivisione, è stato molto bello. 2 parole su Young School. Young School a mio avviso ha un potenziale di crescita enorme. Può diventare un riferimento anche perché è abbastanza unico nel suo genere come festival e la nostra ambizione è quella di portarlo a livello internazionale nel giro di 3-4 anni. Per quanto invece riguarda il nostro appuntamento dei grandi, chiamiamolo così, l'abbiamo fissato dal 22 al 25 di settembre. Quest'anno contiamo di avere dei nomi molto importanti. Aumenteremo il numero di concerti, abbiamo una piazza nuova a Valdobbiadene che si presta tantissimo all'organizzazione di concerti all'aria aperta e quindi siamo molto confidenti di riuscire di nuovo con il supporto dell'imprenditoria locale a realizzare un'edizione di un festival che sta continuando a crescere e che riscontra sempre di più il favore del pubblico. Un coinvolgimento a 360 gradi, quello del progetto di Valdobbiadene Jazz, che coinvolge appunto i giovani e le scuole in un processo volto all'aggregazione, alla condivisione e l'amministrazione comunale è lieta appunto ed entusiasta di appoggiare questa edizione che sarà la prima di una lunga serie di altri incontri che auspichiamo poi possano evolversi anche a livello regionale, perché no anche nazionale.